Tredici produttori locali che custodiscono la tradizione di un grande vino rinomato nel mondo, l'Amarone, mettendo a frutto il loro patrimonio di conoscenze consolidate nel tempo, controllandone la qualità e garantendone l'autenticità. Portavoce delle famiglie dell'Amarone d'arte, la presidente Sabrina Tedeschi, che non nasconde profonda soddisfazione per il promettente raccolto del 2016. La partenza della stagione vegetativa non è stata così anche semplice, facile, però poi la qualità finale noi siamo contenti, anche perché adesso possiamo dire qualcosa perché l'abbiamo vinificato l'Amarone e abbiamo tanta sostanza, tanta concentrazione e soprattutto tanti profumi. Noi siamo molto soddisfatti di quest'annata. L'impegno rivolto alla promozione del marchio sui mercati nazionali ed esteri parte nel 2017 con le fiere must del settore, ProWein a Düsseldorf e Vinitaly a Verona. Fondamentale partecipare a queste fiere e ProWein diventa via via una fiera sempre più importante. Però ovviamente noi tifiamo anche per Vinitaly, perché è nella nostra città e comunque richiama sempre anche un pubblico molto importante a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Un mix perfetto di passione e di tradizione respirata in famiglia. Questo è il segreto per mantenere sempre alto il livello qualitativo e il prestigio del Made in Italy nel mondo. Noi siamo legati alla natura e quindi la natura regala tanto, a volte anche toglie, e quindi bisogna avere tanta pazienza ma soprattutto tanta passione, e la passione viene tramandata attraverso le diverse generazioni che portano anche la conoscenza, il saper fare nel proprio mondo. Speriamo di trasmettere questa passione anche alle future generazioni. Nata dalla fusione delle famiglie Bonuzzi e Franchi nel lontano 1888, la società agricola Villa Canestrari vanta oggi 20 ettari di terreni vitati, dislocati nella rinomata zona collinare della Val di Lasi. Cantine di vinificazione e di invecchiamento e uno splendido museo del vino adiacente alla storica villa di famiglia. Che prodotto ci si aspetta dal raccolto del 2016? Lo sentiamo dalle parole dell'amministratore Francesco Bonuzzi. Ho fatto la picciatura delle uve circa a gennaio, quindi adesso comincia la fase di affinamento. Sarà un prodotto che entrerà sul mercato sicuramente tra circa 5 o 6 anni, quindi speriamo che in questi anni riesca a fare una giusta maturazione e quindi arrivare nel momento in cui entrerà nel mercato a livello qualitativo come minimo con quello che abbiamo oggi con gli altri Amaroni. Costante ricerca della qualità, alla base di un marchio prestigioso che anche nel 2017 persevera nella sfida costituita dal mercato asiatico. Le nuove sfide le abbiamo ogni anno, abbiamo una parte dell'azienda la dedichiamo un po' alla ricerca, sempre di arrivare ad avere un prodotto sempre qualitativamente migliore. Per un discorso di mercati invece anche in questo settore siamo sempre in evoluzione. L'ultimo mercato che stiamo affrontando da circa 8 anni è il mercato asiatico, e non è sicuramente un mercato semplice perché all'inizio della conoscenza a livello vinicolo, però che sicuramente sarà in grande espansione. Una storia ultracentenaria e una passione che si tramanda da 4 generazioni. Significano un bagaglio impagabile di tradizione ed esperienza, ma anche aspettative importanti da non deludere. 4 generazioni sono tante, insomma a questo livello speriamo di portare avanti questa tradizione che ha cominciato sia la famiglia di mia mamma che la famiglia di mio papà circa più di 130 anni fa.
La storia dell'azienda agricola Fasoli Gino inizia nella fertile Val di Lasi nel lontano 1925, quando il fondatore, il nonno Amadio, iniziò a coltivare viti, a produrre vino di qualità e a trasportarlo con carretto e cavalli nelle migliori osterie locali. A raccontarci come l'arte vinicola si è poi tramandata ed evoluta negli anni il nipote Natalino Fasoli, che annovera quella del 2016 tra le annate da ricordare. Esemplare, spettacolare, abbiamo fatto luglio, agosto, settembre meravigliosi. Siamo diversi e orgogliosi di esserlo, un impegno concreto verso sostenibilità e rispetto per l'ambiente, quello della famiglia Fasoli, che si propone sul mercato nazionale ed estero in modo assolutamente distintivo, forte di un prodotto di qualità, tutto biologico. La nostra azienda, essendo nel settore biologico, parteciperà alle fiere specifiche fuori Italia, in particolare con la prima fiera in Francia, che è una fiera esclusivamente per produttori biologici, ce ne saranno 2 in Germania e poi sicuramente faremo delle visite negli Stati Uniti, Giappone e Cina, dove stiamo cercando nuovi mercati che si stanno sensibilizzando leggermente sul nostro settore biologico in particolare. Un amore vero che parte da lontano, quello per l'arte vinicola e per la campagna, e che si tramanda di padre in figlio come indissolubile patrimonio genetico. Un po' di storia l'abbiamo, dal nonno che portava appunto il vino nelle osterie nei primi anni del 20, mio padre ha fatto una vita, noi figli. L'amore è tanto, l'amore è verso la terra prima che il vino, perché ci siamo accorti che la vigna nel sistema biologico, vedendo fiori, ripristinando siepi, rivedendo alcuni uccelli che adesso stiamo anche monitorando, che nidificano, la semina di legumi, cioè vedi un giardino, vedi la gioia del lavoro in campagna. Forte di un'esperienza trentennale, Celestino Gaspari fonda la propria azienda agricola nella rigogliosa terra della Val Policella, lavorando le vigne nel rispetto della biodiversità e dei tempi della natura. Un 2016 da incorniciare, assieme a tutti gli altri ricordi importanti e i numerosi riconoscimenti che fanno bella mostra di sé nel moderno salone d'ingresso della Zime. L'annata 2016 sono quelle annate che arrivano ogni 20 anni. Perché al di là di permetterti comunque di fare un buon prodotto ti dà anche la possibilità di raccoglierlo nel momento esatto, per cui sicuramente è una delle grandi annate per la Val Policella. Tanta energia e rinnovato slancio nel progettare anche il 2017 e rimanere protagonisti di un mercato sempre più veloce e in continua evoluzione. Manifestazioni importanti come Provine, come Vinitaly o anche semplicemente quelli che sono le fiere mercato della Federazione Vignaioli si fanno, per non parlare poi con fiere o altri testing che possiamo fare dall'Asia agli Stati Uniti eccetera eccetera. È importante, capillare, farlo. Poi penso che il discorso di innovarsi, di migliorare è una cosa che è un po' come il pane quotidiano, devi assolutamente metterlo in conto perché altrimenti no, il mondo ormai è talmente veloce e il consumatore talmente distratto che diciamo è importante far ritornare l'immagine del proprio prodotto attraverso i vari canali che abbiamo a disposizione, questo sicuramente. Passione in ciò che fa il signor Gaspari, ma soprattutto molta determinazione, tanto lavoro e un forte credo. Io parto sempre dal principio che abbiamo a disposizione una sola vita e quindi è importante poter vivere e non sopravvivere, mettersi sempre in discussione, ricercare sempre un qualche cosa di migliorativo. Se tutti cercassimo di essere un po' più protagonisti della nostra vita, penso che avremo anche un mondo migliore. Il fondatore Giacomo Montresor avvia l'azienda a fine Ottocento, dando inizio ad una storia che si tramanda da 4 generazioni. Sangue francese alle origini di una famiglia che vanta antenati nobili come il conte Claude de Montresor e spirito italiano assorbito dai tempi in cui un ramo della casata si trasferisce sulle fertili terre del lago di Garda.
Il prestigio e il successo del marchio continuano tutt'oggi in modo indiscusso in Italia e all'estero, grazie alla passione e all'intraprendenza degli attuali eredi, tra cui il vicepresidente esecutivo Giorgio Montresor. Giacomo Montresor, che alla fine del secolo XIX ebbe la bella idea di fondare questa azienda, che ancora adesso prospera e ha successo e esporta in oltre 56 paesi del mondo, oltre ad essere presenti in maniera molto diffusa sul mercato nazionale. Focus aziendale: la costante ricerca della qualità, che accompagna un trend positivo destinato a crescere, come prevede con lungimiranza il signor Giorgio. I giovani si sono avvicinati al vino di qualità e quindi il futuro non può essere che roseo. Continueremo nella nostra tradizione di qualità, spingendo oltre i vini della Valpolicella, che sono la nostra storia e le nostre radici, e ci dedicheremo anche agli spumanti, ai vini spumanti, alle bollicine. Molto lavoro e tanta dedizione dietro a risultati così importanti, ma la fatica che dalla vigna conduce alla bottiglia regala soddisfazioni impagabili e sensazioni pressoché poetiche. Il vino, come diceva Robert Louis Stevenson, è musica in bottiglia. Quando si apre una bottiglia di vino è come aprire un CD, un disco, un vinile e ascoltare una sinfonia. Da molti anni la famiglia Zanoni si dedica con passione alla viticoltura e alla produzione dei rinomati vini DOC della Valpolicella. Vini ottenuti utilizzando esclusivamente le uve autoprodotte, ma soprattutto ponendo rigorosa attenzione alla tradizione vignaiola locale. Arte e scienza, amore per il vino e rispetto per la terra. Questo è il binomio e il filo conduttore dell'ambizioso progetto portato avanti dal titolare Pietro Zanoni. Condurre sempre una difesa più attenta a preservare la biodiversità e la natura spontanea del vigneto, e noi ci stiamo concentrando particolarmente su quello che può essere definito come il benessere radicale, cioè cerchiamo di mettere le radici, che sono la parte pensante della pianta, nelle migliori condizioni per poter svolgere il suo lavoro. Il 2016 si conclude premiando il lavoro e la dedizione di un anno con un raccolto eccellente. L'annata 2016, nonostante le difficoltà primaverili, estive, dovute alle piogge, ha dato dei buoni vini fragranti, una buona profumazione, questo perché l'autunno è stato molto bello. Una sfida che si ripropone stagione dopo stagione con l'ambizione di rinnovarsi ogni volta e di fare sempre meglio. Una sfida continua tutti gli anni. Ecco, la cosa bella della campagna è che tutte le primavere la vite germoglia, tutte le primavere tu hai un'altra partita da poter giocare, un'altra mano di carte. E questo è bello perché è un continuo rinnovarsi nel percorso che si porta avanti. Inizia nel 1893, in una meravigliosa villa nel cuore della Valpolicella, la storia di Villa Crine, un'azienda fondata dal bisnonno dell'attuale proprietario e che etichetta bottiglie di Valpolicella, Ripasso, Amarone, ma soprattutto di un Recioto che vanta l'ambito titolo di vincitore dello storico Palio. Il segreto è la passione tangibile della famiglia del titolare, Venturini Giovanni Battista. La passione deriva già dall'insegnamento dei propri avi, bisnonno, nonno e mio papà. È una cosa che si tramanda, non che si può comprare o si può modellare. Un 2016 che, nonostante le abbondanti piogge, riesce quasi a replicare l'ottimo raccolto dell'anno precedente e che stimola la ricerca di nuove sfide e nuovi obiettivi per il 2017, come racconta la moglie Mara Mazzoli. L'estero è il paese, sono i paesi che vanno di più ultimamente. Io penso che la maggior parte del nostro Amarone vada tutto all'estero. Ultimamente sta prendendo tanto piede la Cina, il Giappone, Singapore ad esempio. Noi anche come azienda piccolina
siamo riusciti ad entrare nel mercato di Singapore. Calendario già fittissimo di appuntamenti per la famiglia Venturini, che promette di essere presente alle principali manifestazioni del settore, a cui tiene particolarmente il giovanissimo figlio Giuseppe. Allora, siamo molto propositivi all'anno che verrà e agli anni futuri, perché abbiamo avuto degli ottimi contatti anche nel corso dell'ultimo anno, che pensiamo ci porteranno dei buoni risultati a brevissimo tempo. E niente, i prossimi mesi saranno molto impegnativi, perché abbiamo il palio del Recioto, la vetrina dell'Amarone, il Vinitaly e la festa del paese qui a Pedemonte, che noi ci teniamo, perché essendo proprio nel cuore della Valpolicella è una cosa che la prendiamo col cuore. Circondata dalle fertili colline della Valpolicella classica, nella piccola frazione di Valgatara, l'azienda agricola Aldrighetti porta avanti una lunga storia che iniziò nel 1818 con l'acquisto di alcuni appezzamenti nella località Vignele. Un raccolto eccezionale, quello del 2016, che promette tra qualche anno un prodotto finale eccellente. Lo conferma la più giovane della generazione attuale, Silvia Aldrighetti. Abbiamo avuto delle uve molto buone, mature al punto giusto, infatti abbiamo portato in appassimento il 40% della nostra produzione in perfette condizioni, e parliamo di un Valpolicella classico superiore che entrerà in commercio fra un paio d'anni, se non di più, e un Amarone che lo troveremo forse fra 3-4 anni. Appuntamenti importanti per il 2017, tra cui le prestigiose vetrine di ProVine e Vinitaly. Allora, 2017 innanzitutto abbiamo ProVine a Düsseldorf, poi un'altra data importante è Vinitaly a Verona, e poi anche tante piccole manifestazioni che si fanno proprio nell'occasione di promuovere i propri vini. Nell'azienda Le Bignele l'attuale generazione continua la tradizione vignaiola con la stessa dedizione e passione di un tempo, rinnovando ogni giorno la propria dichiarazione d'amore a questa terra. Innanzitutto sì, la passione è la base. Se qualcosa ti piace lo fai a qualsiasi orario del giorno, lo fai per tantissime ore, non ti pesa. Poi basta guardare il panorama e ci possiamo anche rendere conto di come mai siamo innamorati del posto in cui siamo nati e continuiamo a vivere. Nel cuore della Valpolicella classica, sulle colline del comune di Fumane, domina lo splendido panorama sulla valle la proprietà Scriani, azienda familiare che da generazioni si tramanda di padre in figlio la sapiente opera contadina della vinificazione e della viticoltura, condotta ancora rigorosamente a mano con metodi tradizionali. Vendemmia eccezionale quella del 2016, e ce lo racconta la giovanissima di famiglia Mara Cottini. Allora, il 2016 è stata un'annata, si può dire quasi perfetta, sia a livello di vigneto, abbiamo avuto un'estate calda con però delle piogge assolutamente giuste. Prematuro valutare un prodotto che entrerà in commercio nei prossimi anni, ma premesse che lasciano sperare nell'eccellenza. È ancora molto presto per parlare di Amarone 2016, ma possiamo già dire che come Valpolicella classico il 2016 ha un frutto assolutamente speciale. Appuntamento di rito anche per il marchio Scriani, la presenza al Vinitaly 2017, come ci conferma la mamma di Mara, Mariangela Zanoni. Quest'anno saremo nel padiglione del Veneto, quindi padiglione 5, con uno stand nuovo al D7, quindi nuove prospettive e che speriamo portino poi i suoi frutti. Annate da ricordare, quelle del 2015 e 2016, che garantiscono un grande ritorno economico e di immagine non solo all'azienda, ma a tutto il territorio. Sono anni, direi, molto buoni per l'Amarone, ma in generale per il nostro territorio, poi per la Valpolicella.